cantiamo e suoniamo così, noi portiamo allegrizia e una ballo che pizza. E mo cantiamo e suoniamo su canto, che sono lo nostro soltanto. Quando chi canto e chi sono contenti, voler alle genti di tutta la terra, mo. Quando chi canto e chi sono contenti, voler alle genti di tutta la terra, mo. Cantiamo sulla metà, per tutte le mani. Quando chi canto e chi sono contenti, voler alle genti di tutta la terra, mo. E voilà, ben trovati in questa prima puntata. Io sono qui in compagnia dell'Osteria di Joe. Ben trovati ragazzi, ben arrivati. Andremo a scoprire ovviamente tutto quello che orbita intorno al loro panorama musicale. Andremo a curiosare anche nei loro paesi di appartenenza. Vi faremo ascoltare e vedere i loro brani. Quindi comincia una puntata veramente molto divertente, dove vi racconteremo ovviamente tutta la tradizione musicale degli Osteria di Joe. E dunque entriamo nel vivo, ovviamente diamo ancora il benvenuto al gruppo, alla band Osteria di Joe all'interno dei Dissonanze Studios e andiamo subito a conoscere il frontman, diciamo, quindi la voce, il cantante, il nostro Stefano Raimondo. Ben trovato Stefano. Salve. Quindi praticamente è soltanto un anno che Osteria di Joe insomma ha cominciato a uscire all'esterno, ovviamente dopo tanti anni magari anche di duro lavoro in sala prove. Siete appena usciti con il nuovo album che si intitola Un suono d'Utilaru, racconta quindi una tradizione centenaria insomma della nostra terra. Che sarebbe? Ce la vuoi raccontare un po'? Allora, racconta la tradizione dei nostri nonni, delle nostre nonne che lavoravano all'Utilaru per realizzare delle stoffe, e quindi è un mestiere molto antico che noi vogliamo ricordare facendo delle musicalità molto antiche, ritornando indietro nel tempo con la nostra musica. Ma quindi anche il ritmo ricorda proprio questo suono, insomma, è onomatopeico, diciamo. Sì, insomma, infatti inizia con triccete, insomma, il suono dell'Utilaru che poi dà inizio alla canzone. Ok, è una tradizione particolare della vostra zona oppure è una cosa a cui vi siete ispirati? È una tradizione, penso, comunque del tutto il sud Italia, e noi, nella nostra zona è stata molto, cioè c'è stata molto questa tradizione e quindi noi l'abbiamo voluta portare avanti. Bene, ovviamente non siamo Super Quark, però è bello che nel momento in cui si parli di tradizione, insomma, si approfondiscono e se ne parli, insomma, a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. E al di là di questo, soltanto un anno abbiamo detto che praticamente siete usciti, però già i risultati ci sono perché siete vincitori del Caulonia Festival del 2014. Caulonia Tarantella Future 2014 è stato il contest di ottobre. E parteciperemo al Caulonia Tarantella Festival del 2015. E aprirete proprio il Caulonia Tarantella Festival. Che effetto vi ha fatto, nonostante comunque soltanto un anno avere già questo bel risultato? Allora, tutto è nato un anno fa con questa formazione. Il gruppo veramente esiste già dal 2012, però dall'anno scorso abbiamo suonato a Milano alla fiera dell'artigianato, sì? E subito dopo abbiamo cercato di fare dei nostri brani inediti. Poi ad agosto abbiamo deciso di provare a fare un primo contest, dopo tanti suggerimenti di altri gruppi: ma perché non fate un contest, perché non partecipate? Allora noi abbiamo voluto partecipare senza intenzione di vincere. Quindi non ve l'aspettavate proprio? Ma assolutamente no. E poi a ottobre, stranamente e molto sorpresi, abbiamo vinto questo contest, e quindi adesso siamo qua a realizzare il nostro primo album, ad aprire nel 2015 il Tarantella Festival. Album che vedrà l'uscita tra poco del nuovo singolo, quindi è la nuova videoclip più che altro. Sì, il videoclip uscirà forse, penso, per i primi di luglio, perché ancora ci vuole, però il CD è in fase proprio di uscita, se non mi sbaglio. Comunque stiamo aspettando la stampa, quindi primi di giugno. Sì. Siamo agli sgoccioli, insomma, quindi manca veramente pochissimo. Sì. Ottimo, e il videoclip dove l'avete girato? Il videoclip ancora è stato fatta la scenografia, però ancora non abbiamo iniziato le riprese, per questo ci vorrà ancora un po' di tempo.
che ne direste di fare un po' come i Negramaro, quindi magari tenere i vostri fan in contatto e far vedere passo dopo passo quello che state realizzando, anche con il backstage del video? Vi piacerebbe come idea? Sì. Così noi vi seguiremo anche in quello, Certo, sarebbe certo. molto sì, carino. ci piacerebbe molto. Poi ci vuoi dare anche qualche coordinata, nel senso un gruppo Facebook piuttosto che un vostro sito dove Allora, noi andare a curiosare? il sito ancora non l'abbiamo realizzato, è in fase di realizzazione, e nel frattempo abbiamo una pagina Facebook scrivendo Osteria di Gio con l'H davanti, dove ci sono i nostri prossimi concerti, le nostre iniziative, il nostro album, il promo del primo album e poi tante altre curiosità. Perfetto, allora intanto ringraziamo Stefano, che ripetiamo, Grazie a comunque tu sei voce ma suoni anche tamburello e cassa, Sì. quindi comunque, e fai anche entrambe le cose contemporaneamente, Sì, insomma, sì. quindi in gamba, complimenti Grazie. ancora. Sa terra lassù per cercar fortuna, che non ci ne chiangi e non mi ne vaio, paese mio te porto dentro cuore, e a nato pizze non mi ne vaio. Un c'è New York che non pensa a tia, per non parlare mamma della mia, a meglio gioventù t'ho regalato, io che hanno spensierato le mie vie. Che pena brutta che è la lontananza, i sordi dentro vita non sono niente, per chi ne si rimpiangia terra sua, t'apprezzo mo consigno più cuttia. Oi mamma quanto è brutta pezzentia, fa cose che riesci a immaginare, tacce che l'occhio è viri solo sordi, povero io che vivo dei ricordi. Dopo una vita fatta e sacrifici, me signo finalmente realizzato, si quattro sordi le pagati cari, e passa vita mia pensando a tia. Che pena brutta che è la lontananza, i sordi dentro vita non sono niente, per chi ne si rimpiangia terra sua, t'apprezzo mo consigno più cuttia. E mo vegno a Dio a villeggiare, l'amici me cominciano a ricordare tutte quancerellate che abbiamo fatto, e intanto piano piano se fa notte. Maronna si potissi torna a dirci, allo paese mio fossi restato, meglio pane e cipolla la casa mia, che rami in guppesse vie vie. Che pena brutta che è la lontananza, i sordi dentro vita non sono niente, per chi ne si rimpiangia terra sua, t'apprezzo mo consigno più cuttia.
tutta che la lontananza, i sordi di vita non so niente, per chi ne se rimpiange a terra sua, da prezzumo consigno più cuttia. E adesso andiamo a parlare con un altro dei componenti, stiamo parlando di Mario Maccarrone, che tra l'altro musicista, seconda voce, e anche coautore, immagino, dei testi e delle musiche, quindi ben trovato anche a te sulla C. Dunque, abbiamo parlato di queste tradizioni che voi portate avanti, quindi un suono tutilaro, poi anche altri temi sociali, parlate anche dell'emigrante, è un altro dei vostri singoli. Di cosa racconta questo brano? Niente, per quanto riguarda l'emigrante ho voluto fare un omaggio, perché è ancora un tema attuale, purtroppo, ahimè, tutt'oggi, e quindi ho voluto ricordare un po' queste persone che ancora tutt'oggi partono, e quindi, però che portano sempre la propria terra nel loro cuore, insomma, ecco. Certo, e sperano sempre un giorno di ritornare. Sperano, sì, sì. Beh. E quindi, insomma, l'ho voluto ricordare, è un omaggio che ho voluto fare io agli emigranti, insomma, ecco. Agli emigranti. Sì. Il primo concerto, stranamente, che avete fatto, l'avete fatto in Lombardia, a Milano. Sì, se non sbaglio, proprio il primo. Sì, sì, con la nuova formazione sì, perché noi usciamo da un'altra formazione, quindi sì, la prima uscita è stata alla Fiera Mondiale dell'Artigianato a Rho, per noi è stata una grande sorpresa, insomma, certo. Ecco, ci siamo trovati lì a rappresentare la Calabria, insomma, è stata una bella soddisfazione. Che risposta avete avuto dal pubblico? Che impressione vi ha fatto? Siamo stati invitati da un sacco di parti, cioè un sacco di situazioni, e comunque stiamo valutando, e quindi poi ci siamo un po' molto tempo, come dire, siccome stiamo lavorando, certo. Abbiamo finito adesso il lavoro del CD, quindi ci ha portato via un sacco di tempo, adesso da ora in poi quindi cominciamo a valutare un po' varie situazioni, andare un po' in giro in varie parti del mondo, questo è quello anche al di fuori dell'Italia, soprattutto questo, sì. Quindi avrà ancora più valore quindi il tema dell'emigrante, li andate direttamente a trovare a casa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ottimo. E per quanto riguarda invece la formazione del gruppo, è un po' anomalo il fatto che comunque voi non abbiate strumenti tipo lira piuttosto che organetto, è una scelta oppure è stato un caso? No, è stata una scelta, perché di solito i soliti gruppi che si vedono di musica popolare c'è la lira, l'organetto, insomma noi abbiamo voluto fare questa formazione, l'abbiamo voluta proprio noi così. Quando
L'Osteria di Gio è un gruppo di ragazzi formato da 6 elementi, tutti che provengono da esperienze diverse, anche se qualcuno aveva suonato già insieme, tutti gli altri, questi componenti, il gruppo, hanno fatto sì da incontrarsi un giorno e discutere della loro musica. La musica e delle tradizioni della Presila. E ne è uscito un mixage nuovo di interpretazioni di canzoni già esistenti nel territorio e di più, avendo la collaborazione mia che scrivo i testi delle canzoni, un nuovo repertorio, una nuova fase che si veniva a svolgersi nella Presila per quanto riguarda la canzone popolare. L'Osteria di Gio, loro all'inizio, quando incominciavano a prepararsi per una possibile uscita al pubblico delle loro canzoni, avevano una piccola sala dove sotto c'era una cantina di Giovanni, che era un loro amico, e quindi era facile poi tramutare questa occasione che ci veniva data dalla semplicità delle cose al nome. Questi tamburi da qualche anno li costruisco rispettando la vera tradizione antica. Sono tamburi che vengono costruiti con cerchi in legno di faggio, per quanto riguarda il tamburo piccolo c'è la carcassa in rame, le pelli sono di capretto e di capra che vengono conciate in bagno a cenere e calce. Ci troviamo a Casolebruzzo, in provincia di Cosenza, un paese che sorge ai piedi della Sila, a circa 25 km da Camigliatello e a 10 km da Cosenza. In questo paese nacque la brigantessa Maria Oliverio il 30 agosto del 1841, che a 17 anni andò in sposa a Pietro Monaco, che abitava più sopra, a Macchia di Spezzano Piccolo. Di questa donna bellissima la storia ci è stata tramandata tramite leggenda, ecco perché noi del Circolo Prometeo 88, di cui io rappresento come membro del direttivo tutta l'associazione, ne ha ricavato un film tratto dal libro di Peppino Curcio, che ha cercato nella storia, attraverso gli archivi di Cosenza, di Napoli e di Torino, di portare alla luce non più i fatti tramandati dalle vecchie generazioni, ma quelli che la storia ha raccontato. Questa prima puntata quindi è tutto, io ringrazio tutti i componenti dell'Osteria di Gio, quindi Giovanni, Stefano, Francesco, Mario, Francesco e Daniele. Un applauso all'Osteria di Gio e mi raccomando,
continuate a seguirci sulla C. Ciao, alla prossima! Ciao. Ciao! Ciao! Dopo una vita fatta e sacrifici, mi signo finalmente realizzato. Si quattro sordi le pagati cari e passa vita mia pensando a Dio. Che pena brutta che la lontananza, i sordi di già vita non sono niente, per chi ne si rimpiange a terra sua. T'apprezzumo consigno che cuttia. E mo vegno a Dio a villeggiare, l'amici me cominciano a ricordare tutte quancerellate che abbiamo fatto, e intanto piano piano se fa notte. Maronna si potissi torna a Dieci, al paese mio fossi restato, meglio pane e cibulla la casa mia, cagli rami in cuppesse vie vie. Che pena brutta che la lontananza, i sordi di già vita non sono niente, per chi ne si rimpiange a terra sua. T'apprezzumo consigno che cuttia. Che pena brutta che la lontananza, i sordi di già vita non sono niente, per chi ne si rimpiange a terra sua. T'apprezzumo consigno